Pietro Salis, noto anche con lo pseudonimo di Piero Marras, nato a Nuoro, 16 settembre 1949, è un cantautore e polistrumentista italiano. Carriera. Inizia a Nuoro la sua carriera musicale, suonando in band locali come i Jollymen e i Granchi. Nel 1967, trasferitosi a Cagliari, entra a far parte dei Nobili. Subito dopo fonda gli Yamaha e successivamente nel 1971 sarà tastierista cantante con il gruppo 2001, che si colloca nella scena del rock progressivo italiano e con il quale pubblica 3 45 giri e un LP fino alla sua uscita dal gruppo, che avviene nel 1974. Da allora opera da solista. Ad un primo periodo di canzoni in lingua italiana con 3 LP pubblicati per la EMI, ha fatto seguito un periodo di canzoni in lingua sarda con i dischi Abbardente, Funtana Frisca e Tumbu. I loro contenuti fanno riferimento a personaggi e atmosfere della cultura sarda. Le musiche, talvolta di ispirazione cantautorale, tra l'altro ispirate ai suoni tipici del folk sardo, sono a volte dolci e sommesse, altre velocemente ritmate. Come autore, ha scritto per Andrea Bocelli la canzone A volte il cuore, presente nell'album Sogno. Agli esordi ha composto L'ansia dei tuoi anni, incisa nel 1974 dal complesso I Collegium. In seguito alcune delle canzoni contenute nell'omonimo album di debutto dei Tazenda del 1988 quali Carrasecare, A Passu Lentu, A Deus Piacende, Surti Maluche. Nello stesso anno una sua canzone Mama, canzone di denuncia contro le faide criminali, è la prima canzone in lingua sarda ad essere presentata al Festival di Sanremo nella categoria delle nuove proposte. Eseguita dagli Ice, altro gruppo corregionale, non raggiunge la finale. Nel 1992, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e organizzato dall'associazione Humus, Marras compie il Tour Andalas, ovvero concerti intorno ai suoni e alle voci della Sardegna, accompagnato dai musicisti Massimiliano Ruiu tastiere, Roberto De Idda chitarra, Paolo Cocco basso e Balente Scori. E per i concerti in Sardegna anche Giampaolo Conchedda alla batteria, con la presenza costante dei tenores di Bitti Remunnu e Locu, Luigi Lai. Gli spettacoli si avvalevano della presentazione di Maria Loi. Nel 2000 venne invitato a partecipare al concerto di Natale in Vaticano davanti a Giovanni Paolo II, cantò con Dionne Warwick Saog e Maria. Nel 2003 venne premiato dalla Fondazione Ignazio Silone per l'alto valore culturale dei suoi testi. Ma poi più meglio di noi sa vedere l'alba al tramonto e non vuole rendersi conto che il pomeriggio è finito. Più meglio di noi, mamma, un pochino per noi. Chi meglio di noi sa tornare tardi ogni sera e lo fa più apposta in maniera da prendere subito sonno. Ma poi chi meglio di noi sa contare tutte le stelle e scoprire in mezzo anche quella che ieri notte non c'era. Chi meglio di noi. Mia nobile sporca città, non è che non ci vuoi più, non è che ci caccerai, oh no. Tu, mia Africa alla deriva, non è che abbiamo un ghetto in più, salvaci, 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 in meglio di noi. Sa trovarsi un nuovo sorriso da stamparsi fresco sul viso per continuare a bussare. E poi meglio di noi sa contare tutte le stelle
in mezzo a